Amici Trivignole, ben tornai a mangiare ben e spendere poco. Le foto che vi scrivo prima, le piatti che mi ha fatto la mia sposa, che le marino, ste a dare queste ricette a tutti che dopo, mi però, insomma, qualche spifero ve l'ago. Allora, il primo è il banalissimo pollo, cioè i galoni del pollo, no? Né al supermercato e trovi veramente per poco, confezionata, nettai, tutto a posto. Cosa fai? Pochi euro fra l'altro, Padelotta, un po' di olio, pian pianino, e dentro sti qua, mi metterei anche una nosela di burro, ma vabbè, e un po' di ai, e cominci a girare finché comincia un po' a ciappare il colore, poi un gozzino di vino bianco, che è miracoloso in quel caso lì, ma quando l'è proprio rosola bene. A quel punto cos'è che fai? Cominci a mettere su le sue droghe, e chi non posso dirvi è il segreto della mia sposa, se no la si incazza e fa una brutta film. Sta la vostra fantasia, potete mettere dentro, vabbè, pera, sal, quel se sa, ma anche non so, vabbè, speak, rosmarino, una salvietta, cioè, non la salvietta, quella da è la salvia piccola, e dopo comincia a girare. Dopo ognuno ha i suoi gusti, che piace più sec, più molle, insomma, fai voi. Comunque con pochi euro, gli mettevi in la polentina, quelle che si trova in 5 minuti, e il trucco qual è? Che tira su come si chiama, come si chiama, vabbè, una roba tonda così, Alzheimer, e fai quelle specie di tortine, no? L'altro è l'arrosto invece potete farlo di lonza, questa qua, di mendel, del vedele, delle altre cose, e anche qui stessa roba, il fenale, pian pianino, anche qui la spesa non è eccessiva, e zucchero che vaga, le spezie, le droghe e tutto il resto. Vicino do funghetti che trovi per poco, nettai, e congelai sempre nei supermercati. Mangiare una roba del genere, secondo me, un tocchettino al massimo dei formai stagionali finché un buon vinello, e sei a posto tutta la giornata con pochi euro, senza andare fuori a mangiare, spendere l'ira di Dio. Alla prossima.